Ciao a tutti, oggi ci troviamo nel nuraghe di Porto Pirastru in comune di Muravera per l'ultima giornata di pulizia nuragica del 2024. Inaspettatamente, anche forse una delle più belle, c'è un sacco di partecipazione, ci sono circa 40 persone che tra l'altro arrivano anche da diverse parti del mondo, non solo della Sardegna ma anche dal mondo, quindi siamo molto soddisfatti. Questo è comunque un complesso nuragico molto importante, ci sono delle evidenze che ci fanno pensare che possa diventare anche un sito, diciamo, di riferimento per il territorio, quindi siamo molto contenti di questa giornata. Poi tra l'altro è una giornata bellissima, c'è un bellissimo sole. Si tratta di un sito che presenta testimonianze archeologiche principalmente di età nuragica, con un nuraghe di pianta complessa che sta sulla sommità della collina. C'è una torre centrale di pianta circolare e diversi corpi aggiunti. Non è semplice definire la planimetria totale, ma sembrano esserci almeno 3 livelli di muraglie lungo i versanti della collina fino ad arrivare proprio sulla costa a livello del mare. Sono presenti tracce di un esteso villaggio di età nuragica e alcune strutture sembrano essere di periodo storico. Dal materiale che si vede in superficie è sicuramente attestata la frequentazione di età nuragica. Per quanto riguarda l'importanza del sito, sicuramente è molto importante la vicinanza alla linea di costa attuale, quindi un nuraghe con un villaggio. Stanno attualmente sul mare, ma anche in antichità doveva trovarsi proprio a ridosso della linea di costa. È raro trovare insediamenti di questo tipo lungo la costa, perché spesso, non perché non fossero presenti in antichità, ma perché sono i siti, le località che sono state più compromesse dalle attività dell'uomo nel corso dei secoli. In questo caso invece ci troviamo in un sito abbastanza ben conservato rispetto alla norma. È comunque una rarità rispetto a quello che si conosce ufficialmente in tutta la Sardegna. Il nuraghe ha un dominio visivo che spazia lungo tutta la costa del Sarrabus, ma in particolare può controllare visivamente la spiaggia di Porto Pirastru e la spiaggia di Capoferrato. Sicuramente vorremmo proporre il nostro modello, il modello Archeo-Sarrabus, con tutte le attività di pulizia archeologica e di valorizzazione dei siti del nostro territorio anche nelle altre zone storiche della Sardegna. E tra l'altro stiamo ragionando anche con le amministrazioni affinché si possa replicare questo modello su siti importanti, e uno fra tutti è il nuraghe Fanaris, che sta tra Decimo Puzzu e Vallermosa. E contiamo veramente nell'aiuto sia delle amministrazioni che delle due comunità affinché abbraccino questo modello e lo replichino magari anche meglio di come lo stiamo realizzando attualmente noi. È un'attività di comunità che ci lega al nostro passato storico da sardi, ma anche ci lega come persone che mettono mani insieme a un tesoro che pian piano scopriamo insieme. Scopri innanzitutto come si usano gli attrezzi, scopri che tipo di piante ci sono, quali sono i monumenti, che cos'è un muro di una capanna, qual è il muro di un pezzo di nuraghe. Insomma, impari, per me che sono un profano, a riconoscere anche poi a muoverti nei territori e a sapere che cosa c'è. Quindi è un'attività che faccio con passione, faccio per la Sardegna, ma per me stesso, e poi per l'amicizia che è la lime, no, fra tutti quanti, che infatti si conclude sempre con i migliori pranzi che consigliamo. Basta la voglia, anche perché di nuraghe per fortuna ne abbiamo ovunque in Sardegna, quindi assolutamente sarebbe un'attività da incoraggiare ovunque, sia per il significato storico ma anche per il sentimento di coesione sociale che si vede tra tutte le persone che partecipano a questo tipo di eventi, sia dei paesi che vedono restituiti ai propri territori delle bellezze del genere, ma anche per i paesani stessi che si vedono faccia a faccia, spalle a spalle per lavorare per il proprio territorio. Proseguiamo con questo progetto nel 2025, rinnovo l'invito per chi volesse partecipare a seguire le nostre pagine e cosa vi posso dire? Alla prossima!